Emerge tra i presenti al Palasport il senso di insicurezza, la paura di non essere in grado di proteggere i propri figli da una malattia, la TBC, che si pensava lontana dai nostri territori. E poi c'è la ricerca di possibili responsabilità. Così, durante gli interventi, alcuni genitori tirano in ballo la maestra considerata dai sanitari il caso indice del focolaio. Io lo ritengo inaccettabile che questa possa essere veicolo di infezione già nel 2018. Col calo di peso, con la tosse da 4-5 mesi, sì, insomma stava malissimo, è una scelta personale, sono d'accordo, ma se tu lavori in una scuola dove gli studenti, è una cosa che è impossibile da pensare. A difesa della maestra, le considerazioni del direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza. Non è stato un atto volontario, c'è stata, non so se più trascuratezza o più paura. Questa persona probabilmente pensava di avere un'altra malattia, quindi aveva paura che venisse diagnosticata una malattia molto grave, devo dire più grave della tubercolosi. Ipotesi confermate anche dalla dottoressa Esther Kermaz dell'ULSS 2, che ha successivamente visitato a domicilio l'insegnante una volta scoperta la malattia. I familiari, devo dire, erano da mesi che insistevano a farla vedere, ma lei, appunto, per quei meccanismi che abbiamo sentito prima, che probabilmente di tipo psicologico si sono sviluppati, non l'ha più fatto. Ma anche i genitori, i cui figli sono risultati positivi al test Mantù, difendono a spada tratta la maestra. Non possiamo negare il fatto che per noi è una brava maestra dal punto di vista di insegnamento. I nostri bambini sono stati educati ed istruiti in maniera adeguata. Questa mamma, il cui figlio è risultato positivo al test, invece ringrazia l'ULSS per la gestione dell'intera vicenda. Non abbiamo altro che da ringraziare il reparto di pediatria e l'ULSS 2 in generale, proprio per come siamo stati seguiti, e questo lo ribadisco. Durante l'incontro poi alcuni genitori hanno chiesto se, alla luce di quanto accaduto, non si possa pensare a controlli o percorsi preventivi per gli insegnanti. E perché state inventando il vaccino? Perché sono paesi che stanno ancora vaccinando i bambini. Il vaccino che attualmente è disponibile è un vaccino, diremmo, un po' farlocco, non è un vaccino molto buono. Si usa nei neonatini in genere in Africa, nei bambini più grandi e negli adulti si tende a non vaccinare proprio perché l'efficacia di questo vaccino è estremamente limitata. Affronteremo queste micro questioni anche per quanto riguarda eventuali indagini epidemiologiche di popolazione.